Segretario, bentornato tra noi. Grazie a voi. Senta, una domanda: come mai nelle forze di polizia ci sono diversi sindacati? Non sarebbe stato meglio farne uno solo? Beh, guardi, la domanda è così, la ritengo provocatoria, ma le rispondo immediatamente. Sì, è vero, ci sono forse tanti sindacati alla visione di chi legge le carte, però se poi noi andiamo a analizzare, l'amministrazione ascolta un minimo di 8 sigle sindacali, quindi poi tutti quei movimenti non rappresentativi a livello centrale sono parecchi, ma quelli rappresentativi sono solamente 8, ovvero con un minimo di 5.000 iscritti, quindi scendiamo proprio nella soglia, e quindi sulla carta tanti, ma poi fondamentalmente che possono parlare, vengono ascoltati, sono solo quelli 8. Ecco, tra questi 8 c'è una certa divergenza tra di voi nell'esprimersi, nel rapportarvi tra di voi per proporre delle cose al Ministero? Beh, effettivamente la domanda rispondo sì, perché la diversità di proporre le cose. Le dico che fondamentalmente per l'attività, per la gestione del personale, le problematiche sono uguali per tutte. Certo è la modalità con cui queste azioni vengono poste e chieste soprattutto, e con che forza incisiva, visto che vale molto il numero dei rappresentanti di ogni sigla sindacale, le modalità con cui le cose vengono chieste. Ecco, una domanda che forse non dovrei fare a lei, però sorge spontanea. Attualmente la provincia di Pordenone non esiste più. Il prefetto è rimasto e il questore potrebbe anche non esserci più, quindi dovrebbe essere declassata la questura a commissario, commissario. Quali potrebbero essere i problemi per la cittadinanza in genere? Ma io mi auguro e auspico che questo non accada mai, primo per i colleghi, perché abbiamo dei colleghi che ormai hanno radicato la loro famiglia in zona, le mogli lavorano in zona, i bambini vanno a scuola in zona, quindi questo sarebbe un grave danno per gli operatori, uomini e donne della Polizia di Stato di Pordenone. Ma quello che vorrebbe forse il Ministero potrebbe essere questo, cioè quello di continuare a declassarci fin tanto che la questura come struttura e istituzione rimanga. Parliamo anche di un discorso proprio istituzionale, cioè è sparita la provincia, ma le forze di polizia hanno i loro uffici in loro territorio. Quindi se dovesse comunque accadere questo sarebbe anche un grave danno per i cittadini stessi. Ecco, poco tempo fa si notava per le strade di Pordenone dei pattuglioni misti, polizia, militari, polizia locale e anche militari. Come mai non sono spariti da un po' di anni a questa parte? Attualmente sarebbe il caso di istituirli o no? Questo sarebbe il caso di istituire di nuovo queste pattuglie, potrebbe essere una cosa, ripeto, per una questione di sicurezza percepita, ma lei mi deve dire dove troviamo gli uomini, cioè noi non troviamo gli uomini per fare una pattuglia H24 e garantire la sicurezza ai cittadini che sono i contribuenti di questa città, figuriamoci se abbiamo il personale che può essere distolto da servizi istituzionali per andare in strada. Non ce n'è. Il questore di Pordenone già da tempo ha dovuto convenire con altre questure d'Italia e di togliere il poliziotto di quartiere, ed è per questo che io mi sono messo a ridere quando qualche politico nella sua campagna elettorale parla di ripristino del poliziotto di quartiere. Guardi che per ripristinare un poliziotto di quartiere significa istituire un nuovo corso di polizia, significa che a partire dalla mezzanotte di oggi, tra istituzione, controlli della finanziaria, corsi, visite mediche, concorso scritto, prove orali, prove fisiche, poliziotti da mezzanotte a oggi potrebbero essere in strada da qua a 2 anni e mezzo. La ringrazio. Grazie a voi.